Dottoressa, il centro di Padova è uno dei è il centro di riferimento regionale per la terapia del plasma. Come sta andando? Sta andando bene nel senso che Padova ha trattato alcuni pazienti, alcuni come è già stato detto con buoni esiti e altri con decorso un pochino più complesso, ma d'altra parte essendo arrivati con il protocollo pronto, il momento in cui anche in Veneto l'epidemia era nella sua fase finale e negli ospedali noi avevamo pazienti particolarmente complessi. La regione si è attivata però tutto il suo territorio e anche per la raccolta di plasma sono attivi tutti i centri trasfusionali del Veneto. Come funziona questa terapia del plasma? La terapia del plasma funziona un po' come tutte le altre terapie, si basa su un presupposto conosciutissimo, noto, cioè che tutti i soggetti che hanno una malattia infettiva guariscono grazie alla produzione degli anticorpi, anche all'attivazione di altre cellule che entrano nei meccanismi di difesa, ma fondamentalmente noi possiamo misurare gli anticorpi che vengono prodotti. In quelle persone che hanno dato la disponibilità a donare il plasma, noi andiamo a testare questi anticorpi, che sono proprio quegli anticorpi che impediscono al virus di entrare nella cellula e quindi di provocare l'infezione. Dando questi anticorpi ai pazienti che sono in una situazione più critica di malattia, questi anticorpi contribuiscono, assieme a tutte le altre terapie di sostegno, a far sì che questo paziente superi la fase critica e poi impari il suo organismo a produrre da solo gli anticorpi sufficienti per uscire dalla malattia. Lei dice una terapia per la fase critica, quindi non può essere utilizzata nella fase precoce, no? Perché quello che si fa adesso rispetto all'inizio di questa pandemia, è di intervenire prima possibile. Ecco, in questa prima fase della malattia l'utilizzo del plasma non mi pare di capire che sia indicato. No, non è indicato nella prima fase di malattia, anche perché fortunatamente molti soggetti, la maggior parte dei soggetti, ha un decorso sostanzialmente benigno della malattia, quindi guarisce da solo. È più indicato in una fase di passaggio, cioè quello che si vuole è impedire che il paziente sia poi trasferito in terapia intensiva dove si procederà a una respirazione più invasiva, si dice, no? Col supporto anche ventilatorio meccanico. E bisogna sapere identificare il momento giusto per poter impedire questo passaggio e trattarli un po' più precocemente. Come le dicevo, noi abbiamo trattato alcune persone nella fase giusta, altre le abbiamo trattate in una fase che era già virata verso la terapia intensiva. In alcuni abbiamo avuto comunque dei buoni risultati, in altri meno. Come si fa a individuare, come fate ad individuare il momento giusto? Cioè come l'equipe di medici che lavora ad un caso trova il momento giusto? Questi pazienti sono monitorati costantemente, per cui il clinico riesce a capire anche dai parametri che vanno misurati, soprattutto della funzione respiratoria, quando il paziente ha segni di peggioramento. In quel momento va somministrato il plasma proprio per bloccare quel viraggio in negativo e invece intraprendere una strada più positiva. Quante infusioni di plasma servono per la terapia? Il protocollo prevede 3 infusioni e anche il protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità, che sarà attuato e attivo a breve, prevede 3 infusioni. E nel nostro noi avevamo anche previsto una terapia di salvataggio, diciamo, che a fronte di segni comunque di risposta, ma non ancora consolidati, avevamo previsto un secondo ciclo eventualmente. Adesso vedremo come fare per affrontare e portare a termine il protocollo dell'Istituto Superiore. Si è parlato di effetti collaterali. Beh, gli effetti collaterali sono gli effetti collaterali di tutta la terapia trasfusionale, però sono effetti collaterali molto modesti quando ci sono. Devo dire che nei nostri pazienti non abbiamo avuto nessun effetto collaterale, e per cui sono effetti collaterali conosciutissimi, che si sa come curare eventualmente qualora si presentassero, e che sono tipici di tutta la terapia trasfusionale. Come le dico, noi trasfondiamo centinaia di unità al giorno, quindi siamo assolutamente preparati a gestire eventualmente queste minime complicanze. Il plasma
plasma che viene utilizzato in questa terapia è il plasma delle persone guarite, ma devono essere persone che hanno avuto un decorso della malattia piuttosto significativo, non può essere il plasma degli asintomatici o magari perché si fanno, adesso tutti parlano dei test sierologici, capire se si è entrati in contatto con la malattia, dato che ci possono essere stati molti pazienti asintomatici, quindi magari c'è anche la corsa alla donazione del plasma senza avere avuto conclamata la malattia con il tampone magari certificato. Esatto, ci sono questi casi, sono moltissimi anche i casi di positività senza sintomi, però noi abbiamo provato, perché all'inizio non eravamo a conoscenza di come sarebbe stato, che cosa avremmo trovato in questi pazienti, per cui li abbiamo testati e abbiamo notato che quelli che hanno avuto meno sintomi hanno anche sia gli anticorpi, sia anticorpi che sono in grado di inibire il virus, ma non ne hanno in quantità significativa, perlomeno non così significativa da poter fare una terapia efficace in chi li riceve. Per cui vengono ammessi alla donazione proprio quelle persone, vengono valutate ovviamente in una fase preliminare e vengono ammessi alla donazione quelli che hanno avuto sintomi e nei quali appunto ci aspettiamo, e nella gran parte dei casi ci confermano poi i dati, che gli anticorpi siano in quantitativo sufficiente. Ci sono secondo lei pazienti che sono guariti dal coronavirus a sufficienza per fornire una scorta di plasma capace di affrontare la cura di persone che si ammalano? Allora, noi abbiamo fatto una stima che però va convalidata ovviamente da calcoli più approfonditi, che se noi avessimo, siamo in grado di allestire delle scorte per affrontare una numerosità di pazienti complessi analoga a quella che abbiamo avuto precedentemente. Questo è stato il nostro target. Adesso dobbiamo verificare in fondo la fattibilità in base anche alla titolazione degli anticorpi, cioè alla misurazione degli anticorpi. Stiamo vedendo che una parte dei donatori li perdiamo proprio perché la quantità di anticorpi, anche in soggetti che hanno avuto sintomi significativi, non è sempre elevata. Per cui andiamo per tappe, cioè un primo screening in base ai sintomi, un secondo screening in base agli anticorpi e complessivamente perdiamo abbastanza della numerosità dei donatori che anche si propongono, si rendono disponibili. A fronte di questo abbiamo anche una grande offerta. È chiaro che non pensiamo di poter trattare tutti i pazienti, ma come si diceva prima, la quantità di pazienti che hanno un decorso un pochino più impegnativo è sicuramente la minima percentuale, la più bassa percentuale rispetto a quelli che sono in grado di difendersi da soli. E tra l'altro la terapia del plasma non potrà essere una terapia esclusiva, va abbinata comunque a tutte le altre terapie, perché se non sbaglio si è capito che adesso la terapia giusta è un cocktail di terapie. Sì, non avendo ancora nulla di specifico, perché ad oggi nulla è stato ancora applicato in una maniera così definitiva, nel senso il singolo farmaco per la cura della malattia. È chiaro che finché non avremo certezze maggiori, tutti questi farmaci potranno contribuire al controllo della malattia. Il plasma fa parte di questo, anche il plasma, nella migliore delle ipotesi, non potrà essere la terapia, nel senso che la terapia migliore potrà essere o l'antivirale specifico o il vaccino. Queste sono le due terapie che su cui noi dobbiamo contare. Quindi il plasma serve a evitare una progressione della malattia, quindi a fermarla, a bloccarla e dare il tempo al paziente di sviluppare degli anticorpi in modo che non degeneri. Esatto, questo è l'obiettivo della terapia con il plasma, cioè proprio transitare il paziente in attesa di una ripresa spontanea da parte sua. C'è l'istituzione da parte della Regione Veneto della Banca del Plasma. Ci spiega che cos'è? La Banca del Plasma nasce sul presupposto che molti esperti dicono che potrebbe ripresentarsi la malattia. Si spera tutti ovviamente che questo non avvenga, si spera che se dovesse avvenire
si presenti in una maniera un pochino più modesta, però nell'eventualità, in questa fase in cui noi abbiamo questa grande risorsa da parte delle persone che si rendono disponibili a donare e in attesa di un farmaco più specifico, l'idea di costituire una piccola scorta in tutte le sedi della regione, perlomeno le sedi principali della regione, da utilizzare in caso di necessità, è sembrata una via percorribile. Per cui tutti i centri si sono attivati, noi proprio per istituzione siamo in grado di conservare questi emocomponenti nel migliore dei modi, per cui tutti noi abbiamo la possibilità di raccoglierli, testarli nel migliore dei modi, renderli sicuri per la trasfusione e poi conservarli nell'attesa di eventuali, diciamo, eventi che non gradiremo, che però qualcuno dice che potrebbero capitare. Perché la terapia del plasma viene fatta in tutti gli ospedali, quelli Covid, e in tutti gli ospedali hub, quindi dovunque ci siano pazienti di Covid. Il protocollo è partito a Padova, quindi i primi ospedali a utilizzare il plasma sono stati gli ospedali di Padova, però in realtà tutti i centri saranno in grado di farlo. E già adesso, in attesa cioè in questa coda di epidemia, Padova ha dato del plasma per alcuni pazienti particolarmente critici, anche di altre sedi, in attesa che appunto ciascun centro si organizzi per poter essere autosufficiente. Hai detto che sono risultati buoni, che stanno funzionando, non mi ricordo la percentuale di pazienti. Nell'ambito di questa percentuale di pazienti si può fare un quadro per età, per sesso, per patologia, emerge uno schema oppure... Non possiamo fare questo tipo di correlazioni perché la numerosità non è così sufficiente. Per poter avere dati, come si dice, statisticamente significativi abbiamo bisogno di grandi numeri. Non ce li abbiamo, per cui per ora osserviamo questa cosa, ma non ci sbilanciamo in percentuali di successo o di insuccesso e aspettiamo a vedere se avremo altri casi in coda di accompagnamento praticamente all'esaurirsi del virus e poi staremo a vedere nel caso di altri casi che andremo a condividere con altri centri del paese, perché quello che ci darà la forza di dire serve, non serve, serve in queste situazioni, potremmo fare così diversamente, è la numerosità. Quindi dobbiamo condividere le nostre esperienze anche con gli altri centri che portano avanti questi studi. Quanto potrà essere utile ai fini della terapia del plasma anche lo studio che si sta facendo sull'andamento epidemiologico, quello dell'Università di Padova e dell'Università di Verona? Ma tutto è utile perché ogni giorno ci rendiamo conto, perlomeno questa è stata la mia esperienza, che impariamo qualcosa di nuovo, ma accanto a quello che impariamo ci nasce un'altra curiosità, quindi vuol dire che ci sono sempre delle cose nuove da imparare. Abbiamo imparato quella che è, diciamo, lo sviluppo del virus all'interno di una piccola comunità come Vo, stiamo imparando molto anche sull'andamento di questi anticorpi, per cui, come le dico, tutti i contributi sono utili per arrivare allo stesso obiettivo. Magari l'emergenza Covid adesso stimola anche sul piano emozionale i donatori di plasma finalizzati a coronavirus, però non dimentichiamo che servono donatori anche per tutte le altre patologie e il sangue non è mai a sufficienza. Vuole appunto fare una considerazione, perché magari uno dice adesso mi faccio il test sierologico così dono il plasma per il Covid, ecco magari va bene sì fare il donatore, ma anche per altre malattie, insomma, perché... Per cui sfondiamo una porta apertissima. Io lo dico anche con i miei collaboratori che questo evento ci ha portato un pochino a far emergere quella che è l'attività anche della medicina trasfusionale e la sua necessità in questo sistema sanitario. Perché noi trasfundiamo i pazienti tutti i giorni, li trasfundiamo col plasma, li trasfundiamo con le piastrine,
li trasformiamo con il sangue e fortunatamente i donatori vengono continuamente a garantire questo tipo di terapia. Quindi al di là della donazione di plasma, e questo viene fatto da tutti i miei collaboratori, noi, indipendentemente dal fatto che l'ex paziente che si propone sia idoneo per donare il plasma per questo motivo, cioè che abbia gli anticorpi o che non li abbia, li coinvolgiamo comunque nel problema della donazione, perché è indispensabile ad oggi. Il sangue non si fabbrica, però di sangue c'è bisogno tutti i giorni, tutti i santi giorni, anche in tutto il periodo della chiusura, del lockdown completo, i donatori sono sempre venuti, i nostri centri sono sempre stati attivi e quindi, pur essendo diminuito in quella fase le necessità di sangue, perché le sale operatorie hanno rallentato, perché tutta l'attività ha rallentato, in realtà noi abbiamo trasfuso pazienti tutti i giorni. Quindi questo è un fatto assolutamente fondamentale. C'è un aumento della sensibilità verso la donazione sull'onda di questa epidemia? Questo lo vedremo fra un po', lo vedremo fra un po' quello che resterà da questa esperienza. Lo vedremo sia in ambito trasfusionale, ma lo vedremo credo anche in ambito di altri aspetti, anche molto meno sanitari, nel senso che io spero che questa esperienza per tutti lasci qualche cosa, non solo dei ricordi negativi, soprattutto per le persone che hanno perso degli affetti, ma anche la possibilità che abbiamo avuto di imparare qualche cosa di diverso, cioè modalità diverse di vivere, e soprattutto anche la fragilità che tutto sommato ci ha connotato, no? Di fronte a un virus che è una particella assolutamente piccolissima. Si è fermato il mondo per un po' di tempo. Adesso dobbiamo imparare a ripartire nella maniera giusta. Come si lavora, si processa il plasma necessario per il Covid, esattamente come negli altri casi? Esattamente come negli altri casi, ma essendo comunque plasma che noi raccogliamo da soggetti che sono stati fino a 2 settimane prima, 3 settimane prima dei malati, viene sottoposto a una serie aggiuntiva di trattamenti, di accertamenti e di trattamenti. Perché? Perché questo virus lo conosciamo ancora poco. Quindi questi soggetti vengono sottoposti a esami aggiuntivi, oltre a quelli già previsti di sicurezza per la trasfusione, e il plasma poi viene sottoposto a un trattamento che si dice di inattivazione dei patogeni, cioè viene trattato in maniera tale da eliminare anche eventuali particelle residue non solo di coronavirus, che sappiamo già essere negativo, ma anche di altri virus transitori che potrebbero avere infettato anche in maniera asintomatica, anzi assolutamente asintomatica, il donatore. E incide il fatto che si dice che gli anticorpi neutralizzanti sviluppati in una certa quantità possono essere efficaci, però non si sa per quanto siano efficaci. Questa cosa incide nella conservazione del plasma per la terapia del plasma, oppure la processazione in qualche modo cristallizza il valore neutralizzante dell'anticorpo? Esatto, è proprio il termine esatto quello. Cioè nel momento in cui noi andiamo a conservare il plasma, lo rendiamo inalterabile e corrispondente nel momento in cui lo andremo a utilizzare alle caratteristiche che aveva al momento del congelamento. È un po' come i cibi, no? Cioè nel momento in cui il cibo viene abbattuto si dice che conserva tutte le sue proprietà nel momento in cui noi lo andremo a utilizzare. Per il plasma è lo stesso, il procedimento è un congelamento rapido si chiama, proprio perché nell'arco di poco tempo abbattiamo la temperatura del plasma e poi siamo in grado di conservarlo in maniera inalterata. Da qui la necessità di fare ora una banca del plasma, quindi? Sì, di farla secondo quella che è la normativa, secondo quelle che sono le tecnologie che ci permettono appunto di conservare il plasma con tutte le sue caratteristiche, in maniera tale che noi sappiamo che quando andiamo a fare terapia questa può e deve essere efficace.